Buongiorno, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo insieme i principali titoli. 2 imprenditori legati al clan dei Barcellonesi sono stati arrestati dalla DIA di Milano, puntavano agli appalti pubblici del capoluogo lombardo e ai fondi del PNRR. Continua la caccia al covo e ai segreti di Matteo Messina Denaro, fermato 49enne per favoreggiamento, avrebbe messo a disposizione del boss un appartamento, sequestrata una pistola. Emergenza caldo e rischio blackout, incubo estivo per i siciliani con l'isola nella morsa dell'Afa, scatta l'allarme per le ondate di calore e gli incendi, la regione vieta il lavoro all'aperto nelle ore più calde. Emergenza idrica, il governatore Schifani stoppa il razionamento annunciato dall'Amat a Palermo, agricoltura in agonia, appello di CIA e Confagricoltura a Catania. Strage di Via D'Amelio, dopo anni di indagini e di processi si aspetta ancora di conoscere la verità. Ad Agrigento, viaggio nella città sotterranea, aperto ai visitatori l'ipogeo del Vescovado nel centro storico. Calcio, il Palermo stecca il secondo test precampionato, in Serie C il Catania cerca l'accordo per Merola e Luperini, contestazione sempre più forte a Messina. E come avete sentito dai titoli, la DIA di Milano ha arrestato 2 imprenditori legati, secondo l'accusa, al clan dei Barcellonesi. Avevano messo le mani sugli appalti pubblici nel capoluogo lombardo. Francesco Triolo. Avevano messo le mani sugli appalti pubblici milanesi, soprattutto quelli finanziati col PNRR. In manetta, nell'ambito di un'inchiesta condotta dalla DIA di Milano con il coordinamento della direzione distrettuale antimafia, sono finiti 2 imprenditori riconducibili al clan dei Barcellonesi. Secondo quanto emerso dalle indagini, i 2, attraverso la costituzione di società principalmente operanti nel settore edilizio, tutte aventi sede a Milano, avrebbero consentito l'operatività di realtà imprenditoriali riconducibili a Cosa Nostra, con specifico riferimento al sodalizio dei Barcellonesi. Una volta ottenuta l'aggiudicazione delle commesse, spesso in associazione temporanea con altre imprese, le società riconducibili agli indagati provvedevano poi a conferire l'esecuzione materiale dei lavori ad altre società, alcune anche con sede in Calabria. Al centro dell'inchiesta c'è la società Infrastrutture M&B. I 2 arrestati, Francesco Scirocco e Giovanni Bontempo, già colpiti in passato da misure di prevenzione patrimoniali, sarebbero responsabili, in concorso con altri soggetti, di intestazione fittizia di diverse società aggiudicatarie di appalti pubblici sull'intero territorio nazionale, alcuni dei quali di ingente importo e finanziati con fondi del PNRR, senza incorrere nelle misure interdittive delle autorità prefettizie. I 2 avrebbero tentato anche di aggiudicare una gara bandita da Infrastrutture Milano Cortina 2026 per l'affidamento di lavori per realizzare il parcheggio interrato Mottolino, località Bondì, a Livigno in provincia di Sondrio, e opere connesse per un valore di oltre 28 milioni di euro. E continua la caccia al covo e ai segreti di Matteo Messina Denaro. Un 49enne è stato fermato per favoreggiamento, avrebbe messo a disposizione del boss un appartamento, ora sequestrato. Sentiamo il servizio di Laura Spanò. Dopo le perquisizioni disposte dalla DDA di Palermo nell'ambito delle indagini sulla latitanza di Matteo Messina Denaro in un condominio di Mazara del Vallo, sono scattati i primi provvedimenti. La procura ha disposto il fermo per detenzione illegale di arma, favoreggiamento aggravato e procurato in osservanza della pena di Giuseppe Di Giorgi, 49 anni, mazzarese. L'uomo avrebbe messo a disposizione dell'ex latitante un garage trasformato in un appartamentino, scoperto ieri mattina da SCO della Polizia Rossa dei Carabinieri nel corso delle perquisizioni nel condominio di via Castelvetrano 45C, e tenuto illegalmente in casa una pistola con 50 proiettili, di cui uno in canna. Agli inquirenti l'uomo avrebbe raccontato di aver trovato la pistola in strada e di averla portata a casa. Gli investigatori sono arrivati a Mazzara e al condominio da una chiave ritrovata nella Giulietta Alfa Romeo del padrino e dalle altre nascoste nel covo di vicolo San Nicola a Campobello di Mazzara. Monitorando gli spostamenti della Giulietta e delle persone più vicine al latitante, a cominciare dall'amante Lorena Lancieri, si è visto che spesso gravitavano attorno al civico 45 di via Castelvetrano. Una chiave ha aperto il cancello del residence, un'altra quello di un garage da cui si accede a un altro box, da qui ad un'altra stanza comunicante dove c'è un letto e un cucinino. Potrebbe trattarsi di uno dei tanti rifugi di Messina Denaro. Il box appartiene a Giuseppe Di Giorgi. Al vaglio degli inquirenti però c'è la posizione di altre persone.
Sicilia, nella morsa dell'AFA scatta l'allarme per le ondate di calore e il rischio incendi. In vigore il provvedimento che vieta di lavorare all'aperto nelle ore più calde. Intanto cresce il numero dei blackout nell'isola, incubo estivo dei siciliani, incubo che puntualmente torna. Manlio Viola. Sarà un weekend bollente quello siciliano e la tabella delle temperature mostra una situazione di allerta già da oggi con elevato rischio di incendi nel Palermitano e nelle aree centrali dell'isola. La Protezione Civile regionale ha pubblicato un avviso per rischio incendi e ondate di calore valido dalla mezzanotte di oggi e per le successive 24 ore. Per la giornata di oggi e domani è prevista a Palermo una temperatura massima percepita di 36 gradi centigradi con un livello di allarme rosso. Inoltre per la provincia del capoluogo per oggi è stato dichiarato un rischio incendi di pericolosità media ed un livello di allerta arancione, ma che rischia di crescere nelle ore successive. Nel fine settimana si potranno toccare anche i 40 gradi nelle aree interne dell'isola. Da oggi però è in vigore l'ordinanza del Presidente della Regione che vieta il lavoro nei campi e in edilizia a tutti i lavoratori esposti al sole in giornate di gran caldo dalle 12:30 alle 16, dunque giornate come oggi. Ma intanto crescono le proteste per i blackout dovuti al caldo e all'eccessiva richiesta di energia a causa dell'accensione di tutti gli impianti di climatizzazione. Un guasto ha tenuto un intero quartiere di Palermo fra via Libertà e via San Polo al buio dal pomeriggio dell'altro ieri fino alle 4 del mattino successivo. Ora la situazione è sotto controllo grazie ai generatori portatili dell'Enel che forniscono energia mentre viene riparato il guasto. Interruzioni di corrente elettrica e intermittenza si sono registrate nel Catanese, nel Siracusano e nel Ragusano nelle ultime 24 ore. A causarle i picchi di richiesta di corrente che fanno saltare i dispositivi di sicurezza delle centrali. Fino ad ora, dicono da Enel Distribuzione, i blackout sono stati risolti nel giro di pochi minuti, ad eccezione del guasto palermitano. E un'altra emergenza è quella idrica. Il governatore Schifani stoppa il razionamento annunciato dall'AMAP a Palermo. Intanto nelle campagne si consuma il dramma dell'agricoltura che è in agonia. Ultimo appello di CIA Sicilia Orientale e Confagricoltura a Catania. Lorena Dolci. Quest'anno niente carciofi né olive in tavola. Se le famiglie dovranno adeguare il menù a causa della siccità, le aziende agricole vivono l'ultimo atto di un dramma. Non piove più da un anno, gli invasi sono a secco, la Sicilia rischia la desertificazione. CIA e Confagricoltura uniscono le voci in un appello comune. Il 60% in meno di grano, l'80% di foraggio, 2.000 ettari di agrumeto in via di abbandono, il 40% in meno di produzione di olio. Rispetto a questo centinaia di aziende stanno chiudendo e la Regione dimostra poca consapevolezza. Lo stesso stato di declaratoria nazionale non è stato ancora emanato e grazie a questo provvedimento gli agricoltori avrebbero potuto sospendere e rinviare mutui, scadenze, cambiali e quant'altro. Inoltre un intervento diretto a sostegno del reddito per compensare la mancanza del reddito degli agricoltori ci vuole. 2 miliardi danni quantificati, ma le stime non possono che peggiorare con le temperature torride che nelle prossime settimane stringeranno la Sicilia in una morsa di fuoco. Le organizzazioni chiedono interventi sulle reti colabrodo e il varo tanto atteso della riforma dei consorzi di bonifica. Non possiamo morire in silenzio nell'indifferenza totale. Attiveremo delle forme di protesta, delle forme di manifestazione che facciano capire alla gente che effettivamente se muore l'agricoltura muore un'economia. E nasce a Catania l'Osservatorio per la prevenzione degli incidenti sul lavoro. Dall'ultimo report INAIL crescono le morti in Sicilia. Giusy Lazzana. Non solo prevenire ma agire per contrastare le morti sul lavoro. Nasce a Catania un osservatorio voluto dalla prefettura. Si vigilerà su tutti i settori, dall'agricoltura all'edilizia, con un'attenzione particolare al mondo del lavoro delle donne. Anche sotto lo specifico aspetto della violenza di genere, per cui ho chiesto all'INPS di valutare l'opportunità di istituire uno sportello, proprio sportello donna all'interno dell'ufficio INPS per informare, formare e dare tutte quelle notizie che sono necessarie. E in Sicilia si continua a morire di lavoro. Ieri l'operaio negato in una cisterna a Vittoria, un bollettino nero che si va aggiornando. Nei primi 5 mesi del 2024 in Sicilia sono state 29, in aumento rispetto al corrispondente periodo del 2023. Anche a Catania registriamo un incremento delle denunce di infortunio. Ma quando si dice allora che gli ispettori sono pochi, che si vigila meno? Non possiamo pensare a esercitare la vigilanza e il controllo
ricordando questi tempi di 30 anni fa, dove c'era magari un numero di ispettori maggiore. Cioè la vigilanza non può essere fatta solo considerando il numero degli ispettori, ma deve essere fatta utilizzando tutte le tecniche che sono a disposizione. La lotta al lavoro nero resta anche per l'Osservatorio il focus più urgente. Aveva nascosto una pistola clandestina sotto il materasso di una culla, pensando di farla franca. In caso di controllo della polizia, un giovane già sottoposto ai domiciliari è stato arrestato dopo l'intervento dei falchi della squadra mobile di Catania. Nel quartiere San Cristoforo gli agenti hanno trovato una pistola a tamburo calibro 38 con all'interno 5 cartucce. È una truffa che sta diventando sempre più frequente, quella ai danni di anziani, del finto carabiniere che entra in casa delle persone con la scusa di un incidente capitato a qualcuno della famiglia e le deruba. I militari di Alcamo, nel Palermitano, hanno arrestato un uomo di 49 anni, la figlia dell'anziana presa di mira aveva raccontato ai militari che un carabiniere si era introdotto a casa della madre comunicandole un incidente ai danni del padre. Un fatto inesistente, l'uomo è stato bloccato dopo che si era impossessato dei gioielli dell'anziana, avrebbe già commesso truffe analoghe anche a Trapani. E a Palermo domani commemorazione del 32esimo anniversario della strage di Via D'Amelio, dove furono uccisi il giudice Borsellino e la sua scorta. Una strage che dopo anni di indagini e di processi aspetta ancora di pronunciare la parola fine, ma soprattutto aspetta la parola verità. 32 anni dalla strage di Via D'Amelio. Ricorre domani l'anniversario dell'autobomba che nel 1992 uccise il giudice Paolo Borsellino e 5 agenti della sua scorta. Una strage per la quale le celebrazioni sono iniziate già da 2 giorni. Una strage per la quale continua a piovere forte la richiesta di verità e giustizia dopo ben 2 diversi insabbiamenti con indagini indirizzate intenzionalmente fuori strada. Per il depistaggio sono in corso altrettanti processi, 2. Uno si è concluso con un'assoluzione e la dichiarazione di prescrizione nei confronti di altri 2 poliziotti, ma la procura ha fatto ricorso. Un secondo processo nei confronti di altri 3 poliziotti è nella fase iniziale e la famiglia Borsellino, oltre a costituirsi parte civile nel processo penale, ha già avviato una causa civile per il risarcimento del danno, considerando la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell'Interno responsabili in solido del depistaggio, perché i poliziotti infedeli lavoravano proprio per lo Stato. Un incrocio di processi nell'ambito dei quali di recente la procura di Caltanissetta ha iscritto nel registro degli indagati anche l'ex PM del pool antimafia di Palermo Gioacchino Natoli, accusato di aver omesso indagini su appalti a cavallo fra mafia e imprenditoria deviata, appalti sui quali avrebbe indagato anche Borsellino. Intanto sono numerose le manifestazioni che culmineranno domani, quando alle 10 avverrà la deposizione di Corona Dall'Oro alla lapide dell'ufficio scorte della Polizia di Palermo, alla presenza del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e del Capo della Polizia Vittorio Pisani. Alle 14.40 il dibattito delle agende rosse in Via D'Amelio, alle 16 il minuto di silenzio nell'ora della strage e la sera la tradizionale fiaccolata del forum 19 luglio. La Procura di Catania ha chiesto il rinvio a giudizio per i 27 indagati nell'operazione Pandora, basata su indagini dei carabinieri su presunte infiltrazioni della criminalità organizzata ed episodi di corruzione nel comune di Tremestieri Etneo. L'udienza preliminare si terrà il 23 settembre. Tra i destinatari del provvedimento c'è anche il leader della Lega in Sicilia, Luca Sammartino, indagato per 2 presunti casi di corruzione che il 17 aprile scorso si è dimesso da vicepresidente della regione siciliana e da assessore all'agricoltura dopo essere stato sospeso dalle funzioni pubbliche e dal GIP, provvedimento confermato pochi giorni fa dal Tribunale del Riesame. Adesso c'è la pubblicità, torniamo subito dopo. La Gesci spegne 50 candeline, un traguardo importante per l'associazione che conta migliaia di membri, dai più piccoli ai più grandi, col motto di essere scout significa stare insieme e mettersi al servizio del prossimo con i fatti. Francesco Aloi. Essere scout significa amare ed aiutare il prossimo in tutto e per tutto. Camicia azzurra e fazzoletto al collo, è la classica uniforme degli scout. Sono 180.000 in tutta Italia. 50 anni fa nasceva la GESCI, acronimo che sta per Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani. In 50 anni l'associazione ha compiuto tanti cambiamenti, partendo nel 1974 da una fusione
tra l'associazione maschile cattolica e l'associazione femminile cattolica. È così, dentro o fuori la parrocchia si trascorrono momenti o addirittura giorni insieme, maschi e femmine uniti dalla voglia di condivisione ma anche di altruismo, sempre pronti ad aiutare il prossimo. Cercare sempre di aiutare gli altri in ogni circostanza. È bello perché si sta insieme, si condividono momenti e si hanno anche tanti ricordi poi. La caratteristica principale degli scout sono i rapporti con gli altri, soprattutto ci si aiuta in un modo che nella vita non succede molto spesso. Tutti seguaci del loro fondatore, Baden-Powell. Come diceva lui, ognuno è impegnato a compiere almeno una buona azione al giorno. Il nostro fondatore ci lasciò detto che uno dei modi per essere felice è proprio quello di procurare la felicità degli altri. Come in tutti i gruppi, anche qui c'è una gerarchia, dai più grandi ai più piccoli, regole da rispettare che fanno crescere bene. Però non vanno intese come delle regole restrittive, è una regola di libertà. Abbiamo l'obiettivo di non formare scout, ma di formare buoni cittadini. Viaggio nella città sotterranea di Agrigento, aperto ai turisti e ai visitatori l'ipogeo del Vescovado, scavato nella calcarenite sotto la sede arcivescovile nel centro storico. Davide Sardo. Non è solo Valle dei Templi, Museo Griffo e casa natale di Luigi Pirandello. Agrigento è ricca anche di un ampio e prezioso patrimonio culturale e paesaggistico nel centro storico. La zona antica della città è uno scrigno che ha custodito per centinaia di anni diversi tesori che adesso sono recuperati e valorizzati per essere attrazione turistica. Il Colle di Girgenti si dota di un altro suggestivo itinerario, ovvero l'ipogeo del Vescovado, appena inaugurato l'arcivescovo di Agrigento Monsignor Alessandro Damiano. Si tratta di un tunnel sotterraneo lungo quasi 100 metri, scavato nella calcarenite sotto la sede arcivescovile di Via Duomo. È formato da diverse stanze, da diversi passaggi, alcuni oggi completamente obliterati perché le nuove costruzioni poi nel tempo ne hanno trasformato gli accessi praticamente tagliandone fuori le vie di accesso, però adesso si sono ancora conservate diverse caratteristiche e alcuni luoghi particolari, e quindi un pezzetto di storia che racconta oltre 1000 anni di attività dell'uomo. A differenza degli altri ipogei presenti ad Agrigento, quello del Vescovado non è stato ricavato per finalità idrauliche, ma per collegare i diversi edifici del colle. Nel solco di Festiwall e Bitume, progetti di arte pubblica che hanno portato il muralismo nella provincia iblea e non solo. A Santa Croce Camerina nasce Crucivia 2, i murales realizzati che raccontano un frammento di memoria cittadina. Veronica Barbarino. Memoria presente, storia e magia, muralismo e narrativa. A Santa Croce Camerina si omaggia l'interculturalità e la convivenza tra le varie comunità che abitano la città con il progetto di arte pubblica Crucivia. Dalle mani dell'artista argentina Milu Korec, su doppio prospetto in Piazza degli Studi, davanti a 2 istituti scolastici, sorge ora la rivisitazione di una trovatura, un frammento di memoria urbana che narra la vicenda di una bambina scomparsa per mano di un uomo nei primi del Novecento a Santa Croce Camerina. Il mito delle trovature prende vita all'interno di questo doppio murale in Piazza degli Studi, quindi una piazza che guarda alle scuole, molto frequentata da tutta la città, e abbiamo espresso questa magia del rapporto fra uomo e natura, in particolare una figura femminile che dialoga con il mondo vegetale, un carrubo che è, diciamo, l'albero simbolo della campagna iblea. Abbiamo scelto Milu Korec perché la cultura argentina ha molto a cuore questo aspetto magico della realtà, e quindi ci è sembrato giusto per un'operazione così dentro la cultura popolare chiamare un artista che avesse la sensibilità per poterla esprimere. La bellezza come punto di partenza per la rigenerazione urbana e l'arte pubblica usata per ricordare, parlare e raccontare a tutti senza distinzione d'età, etnia, ceto e religione. E adesso una notizia triste che ci riguarda da vicino. Questa mattina si è spento per una malattia Rino Lodato. Aveva 82 anni, già direttore delle testate giornalistiche di Antenna Sicilia e Telecolor. Rino Lodato era persona gentile e grande professionista. Noi tutti ci stringiamo con affetto al dolore della famiglia, dei figli, colleghi giornalisti Andrea e Leonardo. Adesso c'è la pubblicità.
Ultima parte del nostro telegiornale, parliamo di calcio. Il tecnico del Palermo, Alessio Dionisi, non fa drammi per la sconfitta della sua squadra in amichevole contro una formazione svizzera di terza categoria. Intanto sul mercato il DS De Santis punta al centrocampista Martegani del San Lorenzo, Marco Gullà. Perdere contro una squadra di terza categoria svizzera non è certamente un bel segnale. Scherzi del calcio estivo, il Palermo perde la sua seconda amichevole contro la Rapperswil, decisivo. Questo gol segnato nei minuti finali, 1-0-1 che rappresenta un campanello d'allarme. Per il tecnico Dionisi però no, anche perché il Palermo sta lavorando intensamente e nei primi giorni di preparazione questi scivoloni possono far parte del copione. Sapevamo della difficoltà, al di là dei valori assoluti, però in questo momento avere una condizione 3 settimane in più fa differenza o in meno. Mi aspettavo questo, ovvio che poi negli ultimi, il secondo tempo devi fare dei cambi, far giocare dei ragazzi fuori ruolo e io mi aspettavo questo. Poi non volevamo prendere gol, con poco sarebbe finita 0-0, quindi non sono d'accordo sul meritato, però non è il risultato la cosa più importante in questo momento. Cerchiamo anche il risultato, ma cerchiamo la continuità. Oggi chi ha giocato fortunatamente non ha avuto problemi, perché dobbiamo rigiocare tra pochi giorni. Mercato per la difesa, torna in auge il nome di Ferrari. Per il centrocampo invece Morgan De Santis potrebbe puntare a un giocatore su cui ha già puntato in passato. Il DS del Palermo sarebbe infatti interessato ad Augustin Martegani, centrocampista argentino 24enne del San Lorenzo che ha giocato nella Salernitana. E in attesa della ufficialità di D'Andrea, i prossimi obiettivi di mercato del Catania sono Merole e Luperini, contestazione invece sempre più forte a Messina. 15 i rinforzi al Trapani, Sergio Colosi. Davide Merole e Gregorio Luperini sono i prossimi obiettivi di mercato del Catania. L'arrivo poi di una punta centrale esperta arricchirebbe un organico di primissimo livello, pronto a giocarsi da protagonista la promozione diretta in Serie B. Per Merole e Luperini il direttore sportivo rossazzurro Faggiano ha proposto varie soluzioni mettendo sul piatto contropartite tecniche e i tavoli delle due trattative sono aperti. Per l'attaccante esterno proposti al Pescara Curado, Chirico e Silvestri, ma soltanto il primo avrebbe convinto il club abruzzese, che chiede anche una buonuscita economica di circa €1 milione. Merole è corteggiato in B dal Bari, ma Catania è una piazza ambiziosa e di prospettiva. La sensazione quindi è che l'accordo tra le parti si possa raggiungere. Più avanzata invece la trattativa con Luperini. L'asse Catania-Ternana ha già portato in dote Di Tacchio e presto Luperini raggiungerà il suo ex allenatore toscano. Sempre più forte la contestazione a Messina al presidente Sciotto, con striscioni esposti in vari punti della città. In arrivo 4 under, il portiere Flavio Curtosi, i centrocampisti Domenico Anselmo e Manuel Di Palma e il trequartista Leonardo Pedicillo. In casa Trapani al tecnico Torrisi il compito di costruire in ritiro una squadra competitiva dopo 15 acquisti che hanno stravolto e rinforzato l'organico che ha conquistato la promozione in terza serie. Questa edizione del telegiornale finisce qui, grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata.